Davide Donatello per il miglior film 2026, 71esima edizione, va alle città di Pianura. 16 candidature, 8 statuette fra le più pesanti: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista. Le città di Pianura, il film del regista bellunese Francesco Sossai, scoperto dal Festival di Cannes, trionfa ai Davidi Donatello 2026. Boato al Cinema Italia di Belluno, che nella serata della consegna degli Oscar al cinema italiano ha voluto omaggiare il lavoro straordinario di Sossai con la 123esima replica e lo streaming della cerimonia in diretta da Cinecittà. Il rapporto con Francesco è di lungo termine, nel senso che questo è il suo terzo film in realtà. Abbiamo proiettato anche i suoi primi due, Il compleanno di Enrico e Altri cannibali. Francesco è un abitué del cinema, viene spesso quando può a vedere i film. All'Italia ricominceranno le proiezioni già da lunedì prossimo. Da settembre più di 5.500 persone hanno visto e apprezzato Le città di Pianura. Il senso di comunità è stato la cosa più importante. Già nelle proiezioni precedenti si sentiva. Ieri sera ancora di più, c'erano persone che non l'avevano ancora visto, ma persone che sono tornate per la terza, quarta, quinta volta a vedere il film. Non solo Belluno sul palco dei David, grazie alle città di Pianura una statuetta è andata a Marco Spigariol in arte Crano di Valdobbiadene per la miglior canzone originale intitolata T. Per raccontare la pianura veneta, Sossai, che oggi vive a Berlino, si è spostato da Sedico a Padova e lì ha imbastito la storia On the Road, che è un ritratto critico del nord-est contemporaneo, lontano dall'immagine del Veneto produttivo e vincente. Troppo vero e forse per alcuni anche scomodo. Il film, coproduzione Italia-Germania, è stato sostenuto tra gli altri dal Ministero della Cultura e da Fondazione Veneto Film Commission.